Salve a tutti carissimi, stavo preparando un video in cui ho raccolto per voi tutta una serie di immagini che mostrano i segni straordinari che si possono osservare non solo nei cieli di Medjugorje, ma anche un po' in tutto il mondo, sia nel tempo presente che nel passato. E all'improvviso però è arrivata una splendida notizia e che, ci dà una conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, dello straordinario potere del Santo Rosario. Non dimentichiamo, ecco, che tutti i grandi santi, tra cui anche Suor Lucia di Fatima, riguardo al Santo Rosario hanno sempre detto che, il rosario può, risolvere ogni tipo di problema. Quindi la recita del Santo Rosario è veramente un qualcosa di che ci permette, di, poter risolvere tutto, ciò che ci attanaglia e di poter ottenere delle grazie straordinarie. La storia che sto per raccontarvi, riguarda una famiglia di 9 figli, ucraina, la quale stava, recitando il Santo Rosario nel soggiorno della propria casa a Kiev, quando all'improvviso un missile ha perforato il soffitto, dell'abitazione di questa famiglia e ha colpito la cucina senza esplodere. Quindi, ciò conferma quanto detto dalla Vergine Santa a San Domenico, cioè che con il Santo Rosario la Vergine Santa avrebbe salvato il mondo e conferma anche come appunto, Satana non possa assolutamente né ferire né attaccare nessuno in una famiglia che recita il rosario tutti i giorni. Bene, adesso voglio mostrarvi tutta una serie di immagini che, illustrano i segni straordinari un po' in tutti i cieli del mondo. La maggior parte di queste immagini proviene da, Medjugorje e poi, al termine di questa carrellata farò una rapida lettura di 2 messaggi molto importanti dati dalla Vergine Santa e alla fine, ecco, ci sarà una sorpresa per voi. Vi mostrerò un'immagine, molto particolare, un'immagine che ha prodotto miracoli, un'immagine che ha prodotto delle grazie straordinarie, quindi, rimanete sintonizzati, ecco, come si suol dire, fino alla fine, perché si tratta veramente di un qualcosa di molto, molto importante. Ecco, vedete appunto, immagini, un po', ravvisabili un po' in tutto il mondo, non soltanto a, Medjugorje, di fenomeni straordinari. Ecco, vediamo un attimo questa carrellata che si snoda, la maggior parte, lo ripetiamo, sono immagini tratte da fotografie scattate da pellegrini che si sono recati in pellegrinaggio a Medjugorje, a volte scattate dalla gente del posto. Immagini che, sono state, catturate, soprattutto nei giorni in cui, c'era l'apparizione della Vergine Santa a uno dei veggenti. In concomitanza con quell'apparizione si sono osservati questi segni straordinari nel cielo. Ecco, vediamo insomma una carrellata che continua e che ci lascia veramente esterrefatti dinanzi a questi segni straordinari del cielo che, sono senza significato solo per chi non vuole vederli e per chi, non vuole, ascoltare, questi richiami insomma che sono evidenti. Non tardiamo a convertirci perché i tempi, sono quelli che sono e richiedono tanta preghiera, tanta conversione. Bene cari, allora, adesso vi do, lettura
di 2 messaggi molto importanti dati dalla Vergine Santa negli anni passati che riguardano quello che noi possiamo fare, insomma, di fronte a queste avversità che in qualche modo sembrano più grandi di noi, no, sembrano superiori alle nostre forze. La Madonna in particolare, ecco, ha detto a Miriana il 2 agosto del 2011: "Cari figli, oggi vi invito a rinascere nella preghiera e a diventare con mio figlio, attraverso lo Spirito Santo, un popolo che sa che se perde Dio ha perso se stesso, un popolo che sa che nonostante tutte le sofferenze e le prove, con Dio è sicuro e salvo. Vi invito a radunarvi nella famiglia di Dio e a rafforzarvi con la forza del Padre. Come singoli, figli miei, non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo, ma per mezzo della volontà di Dio, tutti insieme con mio figlio, potete cambiare tutto e guarire il mondo. Vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori, perché mio figlio li ha scelti. Vi ringrazio." E ora vi do lettura di questo messaggio molto, molto, molto importante dato alla Veggente Maria dalla Vergine Santissima il 25 ottobre del 2002. Cari figli, vi invito anche oggi alla preghiera. Figlioli, credete che con la preghiera semplice si possono fare dei miracoli. Attraverso la vostra preghiera voi aprite il vostro cuore a Dio e Lui opera miracoli nella vostra vita. Guardando i frutti il vostro cuore si riempie di gioia e gratitudine verso Dio per tutto quello che fa nella vostra vita e attraverso voi per gli altri. Pregate e credete, figliuoli. Dio vi dà delle grazie e voi non le vedete. Pregate e le vedrete. Che la vostra giornata sia riempita di preghiera e ringraziamento per tutto quello che Dio vi dà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ed eccoci carissimi, giunti al momento a cui vi avevo accennato, insomma, all'inizio di questo video. Voglio infatti mostrarvi un'immagine molto molto particolare. Si tratta di una foto che è stata scattata da un pellegrino francese a Medjugorje nel 1985. Questa foto è stata scattata, secondo alcuni, il giorno di Pasqua, secondo altri, e credo che questa sia la versione più attendibile, nel giorno di Natale. Infatti, come potete vedere, dall'immagine che vi sto mostrando, la foto ritrae la Vergine Santissima che ha, tra le braccia il bambino Gesù. Ebbene carissimi, questa foto scattata, lo ripetiamo, nel lontano 1985, proprio il giorno in cui la Vergine Santissima appariva a uno dei veggenti in occasione, si presume, del Santo Natale, e appariva con in braccio Gesù bambino. Questa foto è stata scattata e poi stampata e diffusa in tutto il mondo e le persone che hanno pregato davanti a questa immagine bellissima della Madonna col bambino, dicono di aver ottenuto delle grazie straordinarie. Proprio ci sono stati dei miracoli straordinari per le persone che hanno pregato davanti a questa immagine, quindi ve ne faccio dono volentieri. Fateci lo screenshot, fatevela stampare, tenetela nelle vostre case, nei vostri libricini di preghiera, pregateci davanti, perché veramente ha prodotto queste immagini grazie straordinarie e ne abbiamo bisogno sicuramente, soprattutto in questi tempi. Io adesso vi lascio in compagnia di questa immagine, a cui ho abbinato un sottofondo musicale per chi volesse trascorrere qualche minuto in preghiera davanti a questa immagine straordinaria che tanti miracoli e tante grazie ha compiuto e ha concesso. E vi ringrazio per essere sempre
molto cari con me, per l'attenzione che mi tributate e l'affetto che mi tributate sempre e che ci benedicano i sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. A presto carissimi, preghiamo tutti insieme.